Rosciolo, comune di Magliano de' Marsi, chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta. La chiesa fu costruita probabilmente nella prima metà dell'undicesimo secolo come parte, sempre probabilmente, di un precedente monastero. La costruzione si deve al maestro chiamato Niccolò, chiunque esso fosse. L'edificio sorge in un luogo solitario della Marsica, all'imbocco della Valle Porclaneta, alle pendici del Monte Velino, non distante dall'antico insediamento medievale di Rosciolum o Rosculum. Tra il 1077 e il 1080 il centro fortificato con le sue pertinenze e con il monastero fu donato dal conte Berardo III all'abate Desiderio di Monte Cassino. La chiesa romanica di origine benedettina ha forme semplici del primo stile romanico con influssi bizantini e presenta la navata centrale separata tramite arcate che poggiano su pilastri da due piccole navate laterali. Del tutto particolare l'esterno dell'abside, che contrasta vivamente con la semplicità quasi dimessa della facciata. Infatti è molto lavorata con colonnine e capitelli in parte zoomorfi ed è leggiadra, leggera e divertente. Insomma, una chiesa strana, molto diversa dalla maggior parte delle altre che ho fotografato, che mi ha colpito tantissimo anche per la sua collocazione assolutamente isolata, in mezzo alle capre quasi. Andate, se potete, andate a vederlo.